Euroregione.news. Affreschi decorativi su facciata, contributi per il restauro. Numerosi in tutto il Friuli sono gli affreschi decorativi o devozionali che abbelliscono le facciate delle dimore storiche, molti dei quali in cattive se non pessime condizioni, danneggiati dall'incuria e dal trascorrere del tempo. Il più delle volte si tratta di vere e proprie opere d'arte commissionate nei secoli dai proprietari per devozione o per firmare la dimora con il blasone di famiglia. Ora un bando regionale presentato attraverso un emendamento del consigliere Marcus Maurmair e sostenuto dalla vicepresidente della giunta regionale Mario Anzil consentirà di salvaguardare questi affreschi. Il bando, presentato recentemente in regione a Udine con la presenza di Mario Anzil, Marcus Marmail, Anna Maria Nicastro della soprintendenza, Paola Pavesi, direttore del servizio beni culturali e affari giuridici della regione Friuli Venezia Giulia, e del maggiore Alessandro Volpini, comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio di Udine, mette a disposizione di persone fisiche o giuridiche proprietarie di siti che presentino affreschi visibili dalla pubblica via l'importo complessivo di 600.000 euro da suddividere in quote da 26.000 euro per ciascun comune richiedente. I fondi assegnati permetteranno agli enti locali di predisporre un proprio bando con il quale trasferire ai privati i contributi. L'assegnazione delle risorse verrà parametrata in funzione delle dimensioni dell'affresco. Il bando trae ispirazioni da un'iniziativa apripista attuata dal comune di Valvasone Arzene, ha ricordato Maurmair, che anche grazie al contributo della Fondazione Friuli ha permesso di recuperare una decina di icone votive e 2 importanti affreschi medievali che hanno aumentato il valore degli immobili e impreziosito la visita ai turisti di uno dei borghi più belli d'Italia. I comuni che hanno finora aderito al bando sono 23. Tra le condizioni per accedere ai contributi è che, oltre ad essere visibili dalla pubblica via, gli affreschi debbano essere recuperati da professionisti e restauratori abilitati previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.